È stato il cuore di un'intera comunità a muovere le pratiche e coprire le spese per riportare a casa a Musile di Piave il piccolo Aryan Roman, il bimbo di appena 10 mesi morto il 13 agosto in Turchia durante una vacanza con la mamma Roxana, il papà Bogdan e il fratellino maggiore di 6 anni, mentre si trovava nella località balneare di Lara, in Antalya. Pare che ci fossero dei rallentamenti proprio dovuti al consolato turco nella predisposizione del passaporto mortuario. Stamattina ho sentito anche con l'anagrafe mia e anche con quella di San Donà, perché la famiglia era proveniente da San Donà, quindi hanno probabilmente sentito anche quell'altra anagrafe e la situazione è in via di risoluzione, quindi il bambino non potrà rientrare questa sera con i genitori e con l'altro fratellino, ma mi dicono che alla volta di lunedì, martedì dovrebbero riuscire a rimpatriarlo. Sindaco, lei ha sentito proprio poche ore fa la mamma che si trova ancora in Turchia col papà. Sì, l'ho sentita ieri sera quando ho preso la notizia, appunto mi hanno avvisato che era successa questa tragedia e la famiglia aveva delle difficoltà per la predisposizione delle pratiche necessarie al rimpatrio della salma e quindi ho chiamato la mamma del bambino innanzitutto per portargli il cordoglio e le condoglianze della comunità musilense a cui loro appartenevano e anche per cercare di essere d'aiuto in questa circostanza. Arian, grandi occhi azzurri e un sorriso che si apriva sul mondo. Il suo cuoricino ha smesso di battere dopo un malore improvviso. Prima le chiazze violacee sul volto, il colorito cambiato in seguito ad un collasso dovuto a cosa? Ancora non si sa. Delle chiazze, adesso non so l'origine e la causa di queste macchie, di queste chiazze, ma chi lo sa magari potrà essere un'allergia, insomma sentiremo, so che hanno fatto l'autopsia e quindi capiremo quali sono state le cause. I soccorsi, allertati immediatamente, ma parrebbe giunti in ritardo, così dalle dichiarazioni della mamma Roxana al telefono dopo la tragedia con il sindaco Silvia Susanna. Diciamo che quello che più ha colpito è che c'è stato, da quello che ha detto la madre, un ritardo del soccorso a questo bambino. I primi a soccorrere sono stati infatti altri turisti che erano lì nella struttura alberghiera dove si trovavano. La morte del piccolo dichiarata in ospedale dopo il trasferimento in ambulanza. Ora Musile, con la comunità di San Donato, dove la famiglia risiedeva fino a pochi mesi fa, attende in silenzio il ritorno di Arian per l'ultimo saluto che le comunità daranno a quel piccolo grande sorriso spezzato troppo presto.